Ciao avventurieri e benvenuti nel nono episodio della mia videoguida per l'organizzazione del Cammino di Santiago. Qua sopra il link per accedere alla playlist per la guida completa con tutti gli episodi che troverete anche in descrizione di questo video. In questo episodio vedremo quanto ci costa il Cammino di Santiago, qual è il budget giornaliero di un pellegrino. Dunque, il costo del Cammino di Santiago è molto soggettivo, soprattutto varia dal tipo di esperienza che vogliamo affrontare, se sia una totale immersione nella vita di un pellegrino, con pernotti unicamente negli ostelli pubblici e pasti preparati autonomamente grazie ai supermercati e alle cucine messe a disposizione di molti ostelli, oppure se fare un cammino con pernotti in strutture private e pasti consumati in ristorantini che in ogni caso quasi tutti hanno un menù del pellegrino con prezzi molto contenuti. Iniziamo provando a fare una media di costo giornaliero per chi vuole un'esperienza da vero pellegrino. Come già detto in uno degli episodi precedenti, il costo medio degli ostelli pubblici si aggira intorno ai 6 euro, poi qualcuno arriva anche a 10-12 euro e qualcun altro è addirittura donativo. Per tenerci larghi consideriamo una spesa a pernotto di circa 8 euro. Mentre per mangiare possiamo fare affidamento ai supermercati che tra colazione, pranzo, cena, snack e birretta a fine camminata difficilmente superiamo i 15 euro di spesa. Quindi per mangiare e dormire abbiamo una spesa di circa 23 euro a testa che arrotondiamo a 25 sempre per tenerci larghi. Ora moltiplichiamo tutto per circa 30 giorni e il risultato sono circa 750 euro che di fatti sono quelli che ho speso io. Badate bene che questo è un costo indicativo, c'è chi riesce a spendere molto di meno e chi molto di più. Invece i costi cambiano notevolmente se vogliamo scegliere di dormire in strutture private e mangiare in ristorantini, anche se con un menù fisso del pellegrino con prezzi modesti. Gli ostelli privati hanno una media di 15 euro nelle camerate miste, oppure prezzi dai 30 ai 40 euro per stanze doppie o singole. Diciamo che indicativamente il costo dei pernotti per 30 giorni circa può avere una variazione dai 450 euro fino a oltre 1000 euro nelle strutture private. Idem per i pasti nei ristoranti o bar. Se consideriamo 5 euro per una colazione e 8-9 euro il menù del pellegrino per pranzo e cena, abbiamo un totale di quasi 25 euro per i pasti primari, più snack e birra arrotondiamo a circa 30 euro al giorno, per un totale di 900 euro per circa 30 giorni. Quindi, in questo caso, il nostro Cammino di Santiago avrà una spesa indicativa che può variare dai 1500 euro a 2000 euro e oltre. Un'altra alternativa potrebbe essere quella di fare un misto tra qualche giorno con spesa al supermercato e ostello pubblico e qualche giorno in un ristorantino e in ostello privato, se dovessimo trovare uno pubblico che proprio non ci convince. A queste spese poi dovremo aggiungerci il costo del viaggio, molto variabile a seconda dell'aeroporto di partenza, del periodo e della tempistica con cui si acquistano i biglietti. Solitamente non si va oltre i 150-200 euro di voli andata e ritorno, poi come vi dicevo c'è anche la possibilità di trovare i voli a 20 euro. Inoltre, per chi non è solito fare trekking o altre attività outdoor, c'è da tenere in considerazione tutta l'attrezzatura necessaria. Farò un episodio dedicato a questo, ma se volete anticiparvi qualcosa, in descrizione trovate un link alla mia attrezzatura per il Cammino di Santiago, con uno zaino al completo con un peso di appena 5 kg. Bene, queste sono le spese ordinarie e non possiamo assolutamente escludere l'eventualità di altre spese straordinarie, come ad esempio i farmaci, la necessità di un altro capo di abbigliamento o tutte quelle cose che speriamo non accadano. Chiudo qui sperando di aver contribuito nella vostra programmazione e vi ricordo che se avete domande, richieste o semplicemente volete chiedere qualche consiglio scrivetemelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto schiacciate il like e per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi video iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo episodio dove vi parlerò del cibo e dell'acqua, di cosa mangiare e dove trovare da mangiare e quanto bisogna bere e dove trovare l'acqua.